diciamo la superiore lì è già partita con l'idea di fare degli altri interventi, ma in quel caso non sono stati conquistati dal prodotto, sono stati conquistati dalla professionalità dell'azienda. Benvenuti a una nuova puntata di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Io sono Giacomo Brunoro, oggi siamo a Crocetta del Montello nella sede di New Climber con Michele Lucchese e Giuseppe Impiombato. Buongiorno e benvenuti ad Artigiani Ritorno al Futuro. Buongiorno. La vostra è un'azienda molto particolare perché create superfici per arrampicata. Come nasce il progetto New Climber? Voi siete soci da ormai più di 10 anni, quindi è un progetto consolidato. Quando è scoccata la scintilla? Allora, la New Climber è nata per le esigenze, diciamo, degli atleti e delle persone che vanno in montagna per, diciamo, uso ludico sportivo. Questa esigenza è nata perché in inverno non si può, diciamo, approcciare alle vie d'arrampicata classiche e abbiamo realizzato queste strutture artificiali che vanno montate nei palazzetti oppure dentro palestre fitness. E così, realizzando queste strutture, le persone in inverno possono allenarsi per poter fare un approccio più specifico alle vie di salita e aumentare il proprio livello. Dopo è nata la questione dell'arrampicata sportiva proprio come sport e adesso ne facciamo strutture principali per lo sport. Uno dei punti cardine del nostro podcast è l'innovazione, un qualcosa con cui gli artigiani si devono scontrare quotidianamente. Prima, mentre guardavo il magazzino, parlavo con Michele, mi raccontava di come ad esempio usiate il legno, Michele, un elemento che io non pensavo facesse parte di questo tipo di strutture, invece ho scoperto che è preponderante. Ci vuoi raccontare perché? Sì, allora la nostra scelta del legno è proprio motivata da un ragionamento legato alla installazione. Il legno è un materiale tecnico oggigiorno, il legno lamellare ha delle caratteristiche di diciamo uniformità e ha delle resistenze codificate, quindi è di per sé proprio un materiale tecnico. Noi lo utilizziamo per il connubio che ha tra la leggerezza e la funzionalità. Noi progettiamo le strutture da zero e le pensiamo con diciamo quell'ottica da installatore, quindi l'utilizzo di un materiale, magari utilizzare il legno piuttosto che l'acciaio è diventato più funzionale proprio per un'efficienza sia di tipo progettuale ma anche di tipo installativo. Aver compiuto questo tipo di scelta ci permette di essere molto più efficaci, veloci e puliti in fase di montaggio e questo diciamo va incontro alle esigenze di quelli che sono i nostri clienti, come possono essere diciamo pubblica amministrazione, parlo di installazione all'interno delle scuole. Montare una struttura in 3-4 giorni piuttosto che in 1-2 settimane fa una grossa differenza perché significa incidere sulla dinamica scolastica in maniera completamente diversa. Giuseppe, come è cambiato il vostro cliente e come è cambiato questo mercato negli ultimi 10-15 anni? Allora, il mercato si è evoluto verso la qualità principalmente. Abbiamo clienti molto più esigenti e con pretese molto tecniche, per cui dobbiamo lavorare tantissimo su misura, su cosa che vogliono il cliente. Prima era prettamente statale, cioè i nostri principali clienti erano regioni, province, forze armate, che sono ancora tutt'oggi quelle. Adesso si è aperta tutta la parte del business, cioè del privato che investe nella parete arrampicata come remunerativa, per cui abbiamo creato anche nella nostra equipe tecnici in cui noi andiamo proprio col cliente a prendere le proprie specifiche, le proprie richieste. Pertanto abbiamo bisogno di una progettualità molto importante. Infatti noi come progettisti delle strutture all'inizio siamo molto elastici, nel senso andiamo incontro al cliente, vediamo cosa vuole e si va proprio a definire con lui cosa vuole e cosa vuole come obiettivo. Poi dopo abbiamo la produzione che da quel punto di vista, quando si è stabilito tutto, il cliente ha già la struttura in mano.
Ma quindi, Michele, è un progetto il vostro, è un prodotto, anzi, che nasce più dall'idea che dal prodotto in sé, cioè è difficile anche replicare lo stesso schema, immagino, al di là delle solite cose che magari, come in ogni ambito, sono standard. Il nostro lavoro, più che nella produzione, che chiaramente deve essere fatta tecnicamente in maniera corretta, o comunque eseguire, cioè consegnare un prodotto, alla fine è più che altro, c'è molta progettazione, c'è molta consulenza, perché l'importanza di arrivare al prodotto che il cliente vuole, che lo soddisfi, sta prima nella sua ideazione, nella sua progettazione, nel confronto con il cliente. Quindi diciamo che il servizio più grande che facciamo è quello proprio di metterci a tavolino con il cliente e ragionare su quelle che sono le esigenze, sulla progettualità specifica del suo progetto. In tanti anni che lavoriamo non abbiamo mai replicato un progetto uguale, anche se simile, ma non sono mai uguali per differenze di installazione, per differenze di colorazioni o proprio per, diciamo, obiettivi. Giuseppe, prima mentre guardavo il laboratorio si parlava del fatto che i dettagli anche in una parete, che può sembrare una cosa molto grande, molto standard, fanno la differenza. Dove curate i dettagli? Come curate voi i dettagli dei vostri progetti poi all'atto pratico? Allora, noi curiamo i progetti soprattutto anche con le rifiniture. Il cliente adesso è esigente anche a livello sia estetico della struttura che dei particolari. I particolari sono i bordi, la superficie, la ricerca di una superficie determinata, le colorazioni che vanno anche con l'arredamento. Per cui il cliente tendenzialmente ti richiede anche di abbinare i propri colori della parete anche l'arredamento interno della palestra o anche dell'edificio. Le finiture, cioè la struttura deve essere bella, deve avere l'effetto wow. Cioè proprio il cliente quando vede una struttura ha bisogno di questo effetto proprio per poter avvicinare il più possibile le clientela. E questo è un nostro punto di forza, perché avere una struttura che va oltre le aspettative del cliente porta a un maggiore acquisto anche a livello di immagine della parete stessa. E non solo le rifiniture ma anche i loghi. Noi produciamo sulle nostre pareti proprio anche i loghi della società sportiva, del comune, delle forze armate, che dà anche un valore aggiunto dal punto di vista anche del marketing e dell'immagine. Michele, stiamo vivendo tempi interessanti, come direbbe qualcuno, e immagino che anche per voi, quindi, la crisi generale, che durerà ancora probabilmente a lungo, avrà ripercussioni su energia, prezzi dei materiali, eccetera, si faccia sentire. Come state affrontando questo momento? Allora, per il momento, diciamo, noi siamo una realtà ancora abbastanza tranquilla, perché lavoriamo per commesse e la nostra metodologia è proprio legata proprio alla programmazione degli interventi nel corso dell'anno, quindi alcuni approvvigionamenti di materiali vengono fatti, diciamo, in maniera programmata. Quindi per il momento grosse ripercussioni lavorative non ne stiamo subendo. La difficoltà più grossa per noi che lavoriamo appunto con commesse programmate sta nel fatto che tra l'ideazione e anzi ancora prima la preventivazione, l'ideazione e la consegna passano molti mesi. Allora, se la situazione non dovesse stabilizzarsi, la difficoltà più consistente sta nel elaborare dei preventivi che siano corretti dal punto di vista economico. E adesso stiamo appunto facendo delle valutazioni, perché gli aumenti, i rincari sui materiali, alcuni sono più diciamo programmabili o prevedibili, ecco, più prevedibili, altri stanno avendo degli andamenti che sono ben poco prevedibili e stiamo valutando, diciamo, stiamo ipotizzando quindi degli aumenti di prezzo che magari si verificheranno da qui in avanti, ma è molto complesso questo.
Giuseppe, tocchiamo un tasto dolente per gli artigiani, ovvero il personale. Sappiamo che questo è un mondo in cui si fa fatica a trovare un personale qualificato. Immagino che voi abbiate bisogno poi di un tipo di collaboratori, di dipendenti molto qualificati in un progetto così specifico. Come vi confrontate con questo aspetto del mercato? Allora, col passare degli anni vediamo che le persone che arrivano a cercare lavoro hanno poca manualità. Partiamo già di una base molto povera come a livello di manualità e di saper lavorare in certi tipi di ambiente. Questo è un problema grosso che stiamo affrontando in modo un po' diverso come noi New Climb. Stiamo cercando di fare formazione interna col personale che ha voglia di lavorare. Parliamoci chiaro, adesso non è tanto lavorare, ma ha voglia di lavorare, perché trovare una persona che ha solo che voglia di portare lo stipendio a casa, per le nostre piccole imprese artigiane è un problema. Noi dobbiamo artigiani, dal mio punto di vista, anzi dal nostro punto di vista, riuscire a fare capire che il nostro lavoro è un qualcosa di importante e che è bello lavorare, cioè dobbiamo far ritrovare alle persone giovani soprattutto che il lavoro non è un qualcosa di esterno alla propria vita, ma fa parte della propria vita e deve essere un qualcosa che tu devi trasmettere la felicità di fare quel lavoro. Cioè, noi artigiani siamo bravi nel fare le nostre cose perché mettiamo non solo le mani, la testa, ma mettiamo anche la nostra passione, la nostra capacità di fare le cose. E in questi giorni con Michele stiamo lavorando sui nostri nuovi giovani, che sono due ragazzi di 24 e 22 anni che vengono da diciamo indirizzi scolastici diversi da quello che noi interessa, però loro hanno la volontà di capire, assorbire le cose. È una fortuna, qui siamo stati fortunati perché non si trova questo tipo di personale, però è questo che noi stiamo puntando, far vedere che un artigiano è una persona che è una persona professionale, è un tecnico, deve trasmettere la propria passione anche alle persone. Quando vedo artigiani che dicono sono stufo, sono stanco, no, voglio andare avanti, oppure troppi documenti, no, è sbagliato. Dobbiamo far capire alla gente che il nostro lavoro è un lavoro artistico. Noi siamo artisti da un certo punto di vista, perché ogni piccola lavorazione è essere artisti, e questo deve essere importante da far trasmettere ai giovani. Michele, vogliamo chiudere magari con un episodio curioso, divertente che vi è capitato in questi anni? Immagino che poi, soprattutto quando si vada a lavorare sul territorio, a installare, eccetera, possono anche succedere episodi carini o divertenti, se si possono raccontare. Beh, va bene, allora gli episodi, diciamo, più divertenti, magari più legato proprio al rapporto con il cliente. È bello vederli soddisfatti di una lavorazione, magari. Adesso mi viene in mente un'ultima esperienza. Qui abbiamo realizzato una parete d'arrampicata in un istituto scolastico privato gestito da delle suore a Milano, e ovviamente è stato scelto di montare questa parete d'arrampicata ed è una cosa un po', diciamo, fuori dagli schemi, specialmente. Insomma, è stata montata questa parete, avevamo quindi le nostre fan tutti i giorni che passavano, anche, diciamo, piuttosto anziane, però la cosa piacevole, diciamo, divertente a posteriori, perché finché eravamo là noi abbiamo fatto il nostro lavoro cercando di essere puliti, consegnato, ma è stato il fatto che, tornati dal cantiere, sono andati avanti per circa un mese a ringraziare, a chiamare, a fare i complimenti. Quindi, diciamo, sì, è stato divertente, ma è stato anche importante per i ragazzi che sono venuti a montare con noi, e abbiamo fatto capire che appunto lavorare in un certo modo, con una certa professionalità, con una certa pulizia, alla fine può sembrare banale, ma in realtà forse tutta questa professionalità generalmente manca, e chi se ne accorge in maniera importante, quindi è piacevole poi anche il riscontro, o comunque la gentilezza, e poi si trova di fronte al cliente che non diventa più solo chi ha acquistato il prodotto, ma proprio chi si fida
Tanto più che diciamo, la superiore lì è già partita con l'idea di fare degli altri interventi, ma in quel caso non sono stati conquistati dal prodotto, sono stati conquistati dalla professionalità dell'azienda. Quindi, come diceva Giuseppe, cioè, le nostre nuove forze lavoro devono più innamorarsi di questo stile, di questo spirito, piuttosto che magari del singolo prodotto, perché il prodotto magari può avere una durata nel tempo, ma se il mercato cambia, noi dobbiamo vendere la nostra professionalità, quindi il prodotto potrebbe essere anche cambiare. Sì, sì, quindi nell'epoca della tecnologia, dell'AI e della innovazione continua tecnologica, le relazioni umane, i rapporti umani fanno ancora la differenza, e credo che su questo gli artigiani abbiano tantissimo da dire. Io ringrazio Michele Lucchese e Giuseppe Impiombato. Vi ricordo che per seguire il podcast CNA Ritorno al Futuro potete iscrivervi sia su Spotify che su YouTube, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.